Benvenuti a un altro appuntamento con Chiesa e Città. Siamo in compagnia come sempre del Vescovo Monsignore Enrico Trevisi, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi, e poi siamo in compagnia di una coppia di futuri sposi, perché Rosaria Napolitano e Mattia Madrussani possiamo dirlo, a fine estate, insomma, a metà estate, dai, a metà estate si sposeranno, quindi l'argomento è proprio questo, i giovani, il matrimonio, i giovani matrimoni in chiesa, insomma parliamo di questo passo che nella vita di una coppia è assolutamente essenziale, credo anche, insomma, nella vita di due persone. Detto da uno che non è sposato, insomma, quindi potrebbe suonare un po' strano, ma mi pare di capire di sì, ecco. Allora, intanto, Monsignor Trevisi, quali sono non so se si può parlare di, diciamo, disposizioni per arrivare ad un matrimonio in chiesa? Cioè, funziona proprio che uno dice, magari poi chiederemo anche a loro da questo punto di vista, ma se uno dice, boh, mi sposo in chiesa, quando posso farlo, eccetera, come funziona? Beh, anzitutto occorre che due persone si vogliano bene, che un uomo e una donna si vogliano bene, questa è l'essenziale. Nella visione cristiana ci sono alcune caratteristiche, che due persone, un uomo e una donna, si vogliano bene e si impegnano in un amore che è fedele, in un amore che è indissolubile, cioè che dura tutta la vita, e che è aperto alla vita, dunque alla fecondità. È evidente che questo richiede delle disposizioni interiori e anche degli impegni, ma noi diciamo con la grazia di Dio, questa è anche la formula del matrimonio, e dunque un aiuto che viene da Dio, che naturalmente non dispensa dall'impegno che quest'uomo e questa donna si prendono. È evidente che sono impegni grandi, perché oggi il mondo un po' frastorna, illude, fa avere delle aspettative che talvolta non sono adeguate, oppure fa prendere la paura per quello che sta succedendo, ma dall'altra parte è anche bello che ci sono delle coppie che si vogliono bene e per tanti e tanti anni, per quel per sempre che dice che ancora oggi è possibile. Ed è possibile perché si trovano continuamente delle risorse perché quella fedeltà sia qualcosa di bello e non sia semplicemente una norma, una legge che si impone. Voi da quanto tempo se posso, perché non Certo. poi dopo mi fate fare queste domande che sono anche un po' personali, ma insomma. Poi rispondono quello che vogliono. Sì. Voi da quanto tempo vi conoscete? Ci conosciamo da 6 anni. 6 anni, sì. Quanti anni avete, se posso chiedere? Io 25. Beata te. Io 27. 25, beh, insomma. Nemmeno ricordo quando avevo 25-27, no. Posso dire che è anche bello che ci sono dei giovani che si sposano, perché già, certo. talvolta si rimanda, e per cui anche nei nostri percorsi di preparazione al matrimonio che si fanno, ci sono persone che sono già molto avanti negli anni. Invece che bello che ci sono anche delle coppie giovani che hanno la gioia di coronare il loro amore con il sacramento del matrimonio. In quanto tempo avete deciso di sposarvi e poi di sposarvi anche in chiesa? Adesso vediamo chi risponde, alternatevi pure. Okay. Va bene. Inizi tu? Inizio io. Allora, diciamo la scelta principalmente parte un po' forse da me, perché sono io che ho fatto la proposta. Quindi In stile molto, molto romantico. molto romantico. Ah, vabbè. E quindi tutto questo è partito circa un anno fa. Diciamo, non è una data precisa che ho scelto, da oggi decido di sposarmi. C'è stato un percorso prima, interiore, che mi ha portato a prendere questa scelta. E poi è stata coronata il 17 di luglio, dove le ho fatto, diciamo, la proposta di matrimonio, dove per fortuna mi ha detto di sì. 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 Ma in chiesa? Noi non abbiamo pensato al non chiesa, ecco, quindi per noi è importante questo passo proprio in chiesa e quindi subito non ce l'abbiamo pensato altre ipotesi, anzi. C'è com'è la situazione, Monsignor Trevisi, per quanto riguarda il numero di matrimoni religiosi, eccetera? C'è una ripresa? Com'è?
Dunque, sui numeri non so adesso essere preciso, però il trend di sì. Trieste, come anche quello un po' dell'Italia e della cultura occidentale, è che, diciamo così, siamo dentro una cultura che fa prendere un po' paura di fronte a delle scelte per le quali ci si impegna nel prossimo futuro. Ecco che allora tante volte si preferisce non fare un passaggio che ti impegna in questo per sempre, che rimanda anche all'amore per sempre che Dio ha per noi, di cui i due che si sposano diventano ripresentazione, un segno dentro la nostra storia di un amore che è per sempre, che è quello di Dio per ciascuno di noi. E poi per cui c'è un po' questa cultura del provvisorio, o anche qualcuno la chiama, anche qualche psicologo, un po' l'ideologia del nuovo, per cui siamo sempre un pochino alla ricerca di qualche novità per la quale potremmo anche stancarci. Ma che è evidente che per due che si sposano dovrà esserci sempre invece la ricerca di quella novità del loro amore dentro le varie stagioni, che sono sempre un po' inedite. Perché la vita va avanti con tante sfaccettature appunto nuove, e per cui un amore che si rigenera. Ecco, oggi questo non viene tanto capito, e pertanto occorre, come ci è appena stato detto, anche una maturazione interiore. Occorre anche una dimensione spirituale nella quale è evidente che ci si affida anche a Dio. Diciamo che oggi tanti si fermano al convivere, alcuni magari perché non sono credenti, oppure hanno avuto magari un'esperienza di un fallimento matrimoniale, poi si fermano al matrimonio civile, soltanto diciamo così, in comune, e poi ci sono anche quelli che gioiosamente, convintamente si sposano in chiesa, altri un po' perché è un po' più romantico, e allora noi cerchiamo un po' invece di svegliare fuori che c'è qualcosa di bello dal punto di vista religioso, che Dio ha una fiducia, e che Dio, diciamo così, dentro questo mondo un pochino confuso invece assicura la sua presenza e la sua grazia. E anche un'assunzione di responsabilità davanti a Dio, davanti poi anche alle famiglie, insomma. Decisamente, anche perché poi da qui nasce il fatto di creare una famiglia nuova. Certo. Poi appunto si spera di avere anche dei figli, e lì ognuno assume un carattere, una decisione nel come prendere questo cammino assieme, guardando nella stessa direzione la propria vita, perché ognuno si affida all'altro, e affidandoci gli uni gli altri vediamo appunto unicamente nella stessa direzione, le scelte vanno prese in condivisione, senza... Adesso voi siete già una coppia, come vi considerate? Perché ormai manca poco, insomma, no? Manca poco, sì. E senza dubbio il corso che abbiamo fatto prematrimoniale in parrocchia ci ha aiutato molto a avere più consapevolezza del noi, non più io e Mattia, che già adesso era molto forte, però pensare, come ha detto Mattia, che saremo una famiglia, che diremo il nostro amore per sempre in chiesa il giorno del nostro matrimonio, davanti agli occhi del Signore, agli occhi di tutti, e fa prendere consapevolezza questo momento, perché è davvero l'inizio del nostro futuro, è la prima base per creare la nostra vita insieme, che è nostra, non è più solo mia, non è più solo di Mattia insieme, ma proprio insieme. Questa è la cosa bella del matrimonio. Deve essere un periodo tra i più curiosi, credo, tra i più, come posso dire, tra i più interessanti e tra i più produttivi per certi aspetti, no? Certamente genera tanti pensieri, tanti desideri. A volte si è un po' distratti perché anche la preparazione del matrimonio è un po' fagocitata dal preparare la festa con tanti eventi collaterali che non sono l'essenziale e che rischiano appunto di essere un po' una distrazione, a volte anche con dei costi che sono un po' eccessivi. Io ho accompagnato tante coppie verso il matrimonio, e un po' suggerivo anche
di stare un po' attenti che poi le feste si possono anche reduplicare anche in altri contesti e che questo non rubi un pochino la tensione anche appunto spirituale di quel sacramento che stanno vivendo e dunque di quel legame con il Signore. Poi mi verrebbe da dire anche qui con noi c'è questa coppia, Mattia e Rosaria, che sono giovani, abbiamo appena fatto un incontro con tante coppie che qui a Trieste si preparano al matrimonio e c'erano le coppie più diverse. Io questo lo colgo anche come un segno del nostro tempo, per cui coppie che a volte avevano già dei figli, coppie che convivono, coppie che invece non convivono ancora, e tutte incamminate però che sono arrivate a maturare questa scelta. Come Chiesa ci disponiamo ad accompagnare tutti, nella consapevolezza però che è un impegno che ci si prende davanti a Dio e con Dio, e qualche cosa anche di bello e di grande per costruire una società, una comunità, un mondo nel quale l'amore di Dio sa ancora incarnarsi dentro le nostre case e nei nostri vissuti. Che cosa succede poi, allora, da un punto di vista, e chiedo scusa se uso questo aggettivo, pratico, quando una coppia decide di sposarsi in chiesa? Ci sono le pubblicazioni? Sì. Questa domenica le abbiamo fatte, tra l'altro. Proprio Freschi. questa domenica c'è la Questa domenica è scorsa. passata, quindi sono ancora... E poi c'è appunto la preparazione, che cambia di chiesa in chiesa, mi par di capire, no? Cioè, quantomeno... Esatto. Noi diciamo, per fortuna nella nostra parrocchia il percorso prematrimoniale è iniziato a gennaio, quindi appunto come parlavamo prima sono 10 incontri che sono terminati più o meno 2 settimane fa, 3. Sì. E poi appunto il parroco che ci ha seguiti ci ha rilasciato un attestato che da questo attestato verrà poi portato in comune, e nel nostro caso, che la nostra parrocchia di riferimento è quella di San Giacomo, abbiamo portato le pubblicazioni anche alla parrocchia di San Giacomo, dove, dove il sacerdote di San Giacomo poi darà la sua delega, se non sbaglio, la darà al nostro parroco, il parroco che ci sposerà, che è Don Valerio Muschi della parrocchia di Madonna del Mare. Perché voi appunto vi sposate a Madonna del Mare. A Madonna del Mare, quindi esatto. qua sotto in piazzale Rosmini. Insomma. Ok, e finiti appunto gli incontri, sono incontri non personali, cioè sono incontri di gruppo. Poi penso ci saranno situazioni, okay, contesti. Noi abbiamo fatto un bellissimo corso con tante altre coppie, noi eravamo i più piccoli ed è stato molto bello anche questo, nel senso che abbiamo preso davvero tanto tesoro di tutte le esperienze di tutti i nostri compagni di corso, sì. E ci ha aiutato davvero tanto a capire quanti spunti ci sono in una relazione, in un matrimonio, e quanti ostacoli avremo nella vita, quanti bei momenti, ed è stato un bellissimo momento di condivisione con tutti i partecipanti, quindi lo portiamo nel cuore come momento, ci ha aiutato davvero tanto. Funziona così, ho detto giusto, sono andato un po'... No, va benissimo. Allora, ci sono percorsi nelle diverse parrocchie, sì, magari cambiano un po' leggermente, però normalmente sono percorsi di gruppo, un gruppo di coppie, che è un percorso di fede, dove ci sono degli adulti, giovani adulti, che si ritrovano, e l'oggetto è evidentemente il loro amore che culmina nel sacramento del matrimonio, ma che però è, diciamo così, poi un avvio per una vita di matrimonio. E questo accompagnati da sacerdoti, da coppie con le loro persone sposate, e però anche valorizzando l'esperienza propria di ogni coppia, di questi che partecipano. Perché? Perché sono adulti, e perché è evidente che se c'è una proposta che è quella della Chiesa riguardo al sacramento del matrimonio, ma questa arriva dentro delle vite nelle quali Dio ha già scritto, per cui la preparazione al matrimonio, quella prossima è questo percorso o itinerario di preparazione al matrimonio, ma Dio ha cominciato a scrivere nella vita di questi, chiamiamoli fidanzati, già da molto tempo, e pertanto c'è anche da andare a riscoprire
tutte le cose belle, tutti i desideri, che sono quelli che li hanno portati a fare quel percorso di preparazione prossima al sacramento del matrimonio. Quali libertà, adesso lei sa che a me piace fare questa domanda, lo faccio un po' a tutti, poi nella organizzazione, diciamo così, della cerimonia, nessuna cerimonia di nozze è uguale all'altra, questo è abbastanza palese, basta andare a vederne due. C'è una procedura che deve essere comunque rispettata, le coppie hanno una certa libertà nella scelta, non so, delle letture. Allora c'è un rito, okay, e pertanto occorre attenersi a questo rito, ma il rito prevede proprio tante possibilità di personalizzazione, e a mio parere è una cosa molto bella con la singola coppia preparare bene proprio la liturgia del sacramento del matrimonio. Allora, l'ha già detto lei, c'è la possibilità di scegliere letture diverse, ma non soltanto le letture bibliche diverse, ma anche ci sono varie preghiere che compongono il rito del sacramento del matrimonio, in cui si può scegliere tra una formula oppure l'altra. E non soltanto quella quella più nota del consenso matrimoniale, che è il nucleo della liturgia del sacramento del matrimonio, ma anche altre preghiere che compongono così tutta la celebrazione. Che non so, se c'è la messa, è il prefazio per esempio, piuttosto che altre preghiere che nel corso della celebrazione vengono fatte. A me piaceva, quando ero in parrocchia, proprio dire: cominciate a scegliere le letture, ma però non che uno sceglie una lettura e l'altra sceglie l'altra lettura, ma provate a dirvi perché vi piacciono queste letture e poi dovrete spiegarlo a me. Perché, perché questo diventava anche la possibilità per me poi di fare un'omelia che fosse anche un po' più rispondente a quella coppia, perché mi avevano detto perché avevano scelto quella parola di Dio, che a loro già diceva qualche cosa. E poi è bello se quella parola di Dio rimane un po' fissata, non soltanto c'è l'album con le fotografie o i filmini, ma anche quella parola di Dio che a loro ha evocato qualche cosa di bello riguardo al loro futuro. E quindi voi adesso siete impegnati nell'organizzazione della cerimonia, in pratica? Assolutamente. Una cosa bella che abbiamo imparato durante il corso è che la messa quel giorno la facciamo anche noi, come ha detto il Monsignore, che la personalizziamo con quello che ci auguriamo, con quello che ci sentiamo in quel giorno. E ora stiamo scegliendo i canti che ci possono accompagnare, e la parte più importante sono tutti i testi che abbiamo letto, e adesso siamo nella fase di metabolizzazione, vediamola così, si può dire così, insieme al corso che abbiamo fatto, e adesso arriva la parte più bella che dovremo adesso dovete scegliere. Come si fa? Dovete togliere delle cose e concentrarsi su... avete tempo fino a quanto per arrivare alla... Beh, su questo in ogni parrocchia ci si accorda e così via, non è che ci siano delle tempistiche. Volendo si può anche il giorno prima arrivare, però è anche bello, a volte si fanno dei piccoli sussidi per cui le persone che partecipano possono seguire meglio il rito, non è indispensabile, però ci sono, ripeto, tante possibilità per fare in modo che quella celebrazione sia davvero preparata e sentita, vissuta bene. D'altra parte pensiamo come magari ci si concentra, si spende tanto tempo per andare a scegliere il menù, e perché invece forse è più importante usare il tempo, e usare quel tempo in cui la coppia si sta insieme e oltre a ragionare, a pensare, a confrontarsi su altre cose, anche su qualche cosa che però può restare dentro, sedimentato nel proprio cuore, perché quello è l'inizio di un'avventura nel Signore per tutta la vita. Allora io ringrazio il Vescovo Trevisi per essere stato con noi, questa volta soprattutto loro, perché insomma, come si dice, buon tutto, ecco, insomma, perché questa credo sia la cosa migliore che vi si possa dire. Grazie allora a Mattia Madrussani, Rosaria Napolitano e al Vescovo Trevisi. Noi ci vediamo la prossima settimana.